Subito l'azzurro, Andrea Romani. Noi vedremo solo due turni di qualificazione, appunto la quarta batteria e la quinta. Andrea Romani che ha un personale di 1,50,16. Qui Alberto passano i primi 4. I primi 4, sì, più 4 tempi. E quindi speriamo che Romani riesca che andranno in semifinale a conquistare un posto per la semifinale. Romani che è l'unico atleta italiano iscritto in questa gara. Andrea Romani, nato il 25 maggio del 1999, segno dei gemelli, a Napoli, tradizioni in famiglia, anche il padre era un atleta, ragazzo che ha il miglior tempo di sempre in questa specialità sotto i 16 anni a livello azzurro. E quindi adesso vediamo anche come corre, perché gli 800, Alberto, iniziano a essere una gara in cui oltre a guardare alle tue energie e a quello che hai dentro devi guardare anche quello che fanno gli altri e soprattutto alla tattica di gara, quindi sapere essere lucidi e saper scegliere le posizioni giuste al momento giusto per qualificarsi. È vero anche che 4 posti sono agevoli, però bisogna poi conquistarsi. Sì, anche se la concorrenza è una concorrenza. Sì, no, vabbè, siamo a livello mondiale, Maurizio, e quindi non sei solo, ma tutti gli altri concorrono per lo stesso tuo risultato. Tant'è vero che qui il giamaicano è partito fortissimo, passa in 51,90 ai 400 metri Leon Clark, che va a prendersi ampiamente la prima posizione. 51,90 sì, è già un ottimo passaggio a livello assoluto. Clark con la seconda posizione del francese Tag Betten. Adesso però ritornano sotto quelli del gruppo con lo spagnolo Pigna in terza posizione. Il francese sta cedendo e torna sul britannico Greenwood. Cerca di tenere bene il nostro Romani. Adesso è Greenwood che va in seconda posizione, supera il francese. Romani è settimo in questo momento, mentre Clark sembra sulle ginocchia. Greenwood che adesso stacca il gruppo, deve cambiare passo Romani per andare a giocarsi tutto negli ultimi 100 metri. Esce l'azzurro bene e va in rimonta a prendersi tutti gli avversari. Crolla il giamaicano di Romani. Bravissimo Andrea, sì, che viene a conquistare la seconda posizione. Gestione della gara anche un po' rischiosa, però. È vero. Chissà se l'ha voluta una gara così, oppure se si è trovato in una situazione e poi ha saputo districarsi. Comunque è stato bravo. Alberto gli diciamo bravo. No, gli diciamo bravo. Però non dico che ha rischiato, perché è arrivato bene, è arrivato in grande progressione, però hai visto che a un certo punto